E laddove il carnevale non ci apparteneva più, e da Piazza San Marco al campanile di San Marco volavano queste star scadute che non sapevamo, che però dovevano rappresentare la venezianità, le regine del carnevale all'epoca. Ecco che abbiamo eletto regina del carnevale veneziano, quello vero, la parentesi della venezianità, la nostra regina, la Pantegana, perché sono le ultime a morire. La Pantegana, portata in testa ad un corteo acqueo come simbolo di resistenza di una comunità e delle sue tradizioni. Giovanni Giusto appartiene a quella generazione di veneziani che decenni fa prima ha visto risorgere il carnevale in uno scoppio di entusiasmo e spontaneità, ma poi lo ha anche visto rischiare di ridursi ad un evento artificioso. La spontaneità è scomparsa quando qualcuno ha deciso di organizzarlo, ed ecco che è diventato praticamente un qualcosa che è molto simile alla recita per quei turisti che raggiungevano Venezia non per unirsi alla festa ma venirla a fotografare. Ecco che è scaduto il carnevale, quindi i veneziani erano attori e i turisti venivano praticamente a vedere le scene di chi appunto recitava. Non era più il carnevale. Ecco perché c'è stata questa esigenza quantomeno di ricostruire una parentesi dedicata a quella spontaneità.